Buonasera a tutti ragazzi, forte maltempo in arrivo qui a Salerno, quindi già in queste ore sta veramente lampiando, come diciamo in napoletano, nel cielo, quindi forti tuoni e lampi, quindi che già si stanno facendo vedere. Quindi in effetti oggi Francesco mi aveva detto che a Napoli pioveva di brutto, avete visto ragazzi, proprio un bel flash come lo chiamo io, quindi sta lampeggiando molto forte, sentite? Proprio pazzesco ragazzi, quindi all'ultimo piano si sente proprio bene, quindi diciamo che sta facendo forti lampi e truoni. La pioggia vabbè credo che la sentite, non ci sta bisogno che lo dico io, diciamo che i fulmini stanno incominciando ad arrivare, quindi Francesco aveva detto che a Napoli oggi era stato davvero pesante. Mi sa che ora tocca a noi. Guarda, mamma mia, guarda qua, va. Stiamo facendo le foto ragazzi, quindi diciamo che stiamo in forma. Sì, sì, andiamo bene stasera ragazzi, proprio la vedo proprio bella. Ciao avvocate, qua guarda qua, là stanno facendo le foto dalla finestra. Non si capisce davvero nulla. Mamma. Il cielo non... No, no, mi dispiace, no. Devi impegnarti di più. Ragazzi, la pioggia è bella insistente. Sì, sì. Ma Francesco oggi l'aveva detto, a Napoli faceva paura. Mi sa che si è spostata qua a Salerno, mo. Quindi sì, sì, avvocato, ma proprio mo adesso sta incominciando. Diciamo, diciamo che la vedo bella stanotte, sta pioggia. Secondo me a mare, sai come sta facendo brutto. Ora vorrei stare vicino al mare a guardare proprio, sai come... Mamma, ma... Ciao Diego, qua sta facendo, non dico l'alluvione, ma stiamo pavi, come di che. Bravo. Guardate qua, sentite ragazzi. Mamma mia bella autocitura oggi. E mi ha fatto la fotografia proprio, mi ha fatto, voglio. Sta scendendo Gesù Cristo secondo me dal cielo, sentite qua ragazzi, proprio. Sì, dei tuoni sì, mi fa paura, la verità. Hai sentito che botta proprio. Pare che sia aperto il cielo. Una quadracola, il caso si è aperto proprio all'ultimo piano ragazzi, è brutto da abitare, ve lo dico io, guardate, si vede e si sente proprio molto forte rispetto a chi abita a un primo piano. Quindi diciamo che qua io sto in prima fila proprio per il maltempo. Tribolazione, no? Qua si sta squartando tutto qua. Proprio sta scendendo proprio a cascata adesso ragazzi. Pazzesco proprio, guarda. Ha fatto proprio una foto segnaletica, mi ha fatti. Bravo. No, no, ma lo avevo detto ieri ragazzi, come ci stava ieri sera? Stava proprio l'allerta gialla e arancione su Salerno, l'avevo detto ieri sera. Ma ancora non ho mangiato, la verità, ho fatto un po' di melenzane normali. Mannaggia, la miseria, mannaggia. Andiamo a vedere si riesca. Sentite. Sì, sì, è una bella serata stasera ragazzi qua a Salerno, vai, va. Proprio a Bavarone. Mamma mia. Sì, sì, ma si sentono proprio pesanti ragazzi. Non dico che ma lo sta facendo davvero bene, guardate. Sotto ai lampioni si vede proprio, guardate ragazzi. Basta guardare il riflesso sotto al lampione. Sì, sì, se gli si porti in luce, Andrea.
Secondo me le luci le fulmina stasera, tutta sta pioggia qua. Eppure pensate che poco fa, ragazzi, avete visto la diretta, quella delle luci, era normale, vedete mo? Proprio un'alluvione proprio. Sì, sì, stasera ragazzi è proprio da film da paura proprio, stasera è horror. Stasera un film di paura, mannaggia la miseria veramente. Ci vuole ragazzi, un bel film di paura con sto tempo è buono. Mamma mia, è esagerato ragazzi, quindi davvero qua sta arrivando un patatacchi l'acqua come diciamo in napoletano, diciamo che è così. Dopo sta scendendo la cascata del Niagara qua, ciao, qua sta facendo, non dico l'alluvione ma poco ci manca. Vabbè ragazzi, vi saluto, poi faccio 10 minuti un altro video per le previsioni per domani, quindi giusto 10 minuti e faccio un'altra diretta e faccio le previsioni per domani. Ho fatto questo video perché proprio ci voleva, perché guardate è proprio pazzesco stasera, quindi perciò l'ho fatto. Adesso faccio la diretta normale per le previsioni per domani, perché domani a nord sarà maltempo, quindi domani tocca a voi. Sì, sì. Vabbè ragazzi, ci vediamo tra 10 minuti sul canale, dai.